Non ce l'ha fatta don Gianfranco Mazzon, da oltre 25 anni parroco di Camazzole di Carmignano di Brenta. Era ricoverato in rianimazione a Cittadella dopo i sintomi da Covid. Don Mazzon, 78 anni, si era messo subito in isolamento domiciliare dopo che il confratello, il parroco di Carmignano di Brenta Don Egidio, con il quale pranzava spesso in canonica, era risultato positivo al Covid. La malattia si era manifestata dopo qualche giorno anche per Don Mazzon, costringendolo al ricovero in terapia intensiva a Cittadella. Prima del suo servizio pastorale a Camazzole, Don Gianfranco, che era originario di San Giorgio in Bosco, aveva svolto il suo ministero a Quinto Vicentino. Un altro lutto di una personalità importante per il paese di Carmignano, dopo la recente scomparsa del sindaco Alessandro Bolis. Una persona che ricordo con grande affetto, una persona umile, disponibile, sempre al servizio della sua comunità, in particolare quella parrocchiale di Camazzole, dove lui celebrava da oltre 25 anni. Don Gianfranco era una persona ben voluta da tutti i suoi parrocchiani, lui sentiva forte l'affetto che c'era nei suoi confronti ed è per questo che molto spesso ha espresso la volontà di essere sepolto proprio nel cimitero della frazione che considerava una sua famiglia.